La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio da Piazzola sul Brenta. Il Comunale ospita oggi l'incontro fra Plateolese e Comitense, gara valida per il torneo di seconda categoria Girone M, settima di ritorno. Cielo poco nuvoloso, terreno in buone condizioni, temperatura intorno ai 14 gradi. Direzione di gara affidata al signor Morrone di Treviso. Queste le formazioni. Plateolese in giallo-verde, Bevilacqua, Boldrin, Liparini, Daminato, Masiero, Berto, Veronesi, Ruffato, Bozzolan, Zalla, Peruzzo. A disposizione di mister Oreste Santin, Sella, Corradin, Toniolo, Ruzzante, Brunello, Tomasi, Gelfi. Comitense in azzurro, Filippi, Ferronato, Pastorello, Reato, Salvadori, Favaro, Battistella, Schiavo, Gobbo, Facco, Diotto. A disposizione del mister Mauro De Rossi, Cagnin, Peschetolo, Tombolan, Betto, Scudiero, Bianchi. Per la serie Ci proviamo da lontano, Filippi c'è. A fondo di Zalla sulla fascia di destra, Filippi stavolta di piede. Pressano i locali, la sfera fra i piedi di Veronesi che spara a colpo sicuro. Filippi respinge, anche sul successivo tentativo di Peruzzo. Ruffato calcia sul primo palo, ci va Zalla, ma la sfortunata deviazione è di un attaccante della Comitense. Locali in vantaggio al 28esimo. Al 40esimo affondo della Comitense sulla sinistra. Ottimo Battistella che dalla linea di fondo scarica il centro, Gobbo controlla, si gira e insacca il gol che vale il pareggio. Sul risultato di 1-1 si conclude il primo tempo. Con Isabella Pavin commentiamo questa prima frazione di gioco. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Diciamo che la partita è stata abbastanza equilibrata, anche se sia per l'avvio che per il restante primo tempo c'è stata una sorta di prevalenza di possesso palla da parte della Plateolese. Il mister Santin ha sfoderato una formazione a trazione anteriore, mettendo in campo una punta come Zalla, rifinitore, e altre due punte nelle persone di Bozzolan e Peruzzo. La Comitense, aggressiva nel gioco, è riuscita soltanto in un'unica occasione verso la fine del primo tempo a fare il suo primo e unico gol. La Plateolese è stata un po' sfortunata, nel senso che pur avendo messo in campo una mole di lavoro ha sbagliato sicuramente un'azione con Bozzolan che da un calcio d'angolo non è riuscito comunque ad insaccare, probabilmente per errore nella visura dello specchio della porta. Forse un rigore mancato al 20esimo, non dato alla Plateolese. Finalmente però al 37esimo, grazie al fantasista di Zalla, si è riusciti dopo uno sviluppo di calcio d'angolo ad insaccare il primo gol per la Plateolese. Al momento cosa ci aspettiamo? Il primo tempo è finito 1-1, ci aspettiamo di vedere un secondo tempo un po' più aggressivo. Entrambe le squadre hanno bisogno di fare punti. La Plateolese perché con i 3 punti può ancora sperare di ambire ai play-off, in quanto la Plateolese rispetto alla quinta della classifica è deficitaria di 7 punti, e la Comitense, ricordiamo che è una neopromossa, e anche lei ha bisogno di tanti punti perché è in penultima in classifica. Ecco, è comunque un tuo pronostico per il secondo tempo? Ecco, io non sono tanto salomonica e quindi vorrei vedere la mia squadra, la Plateolese, vincitrice, quindi assegnarle il match. Per adesso sta vincendo ai punti. Per adesso ai punti, esatto, però secondo me tutta la società ha speranza in questo grande mister che è Santin e speriamo che possa far bene anche qui. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo al secondo tempo. Calcio di punizione sulla tre quarti, sul secondo palo Gobbo raccoglie di testa, Bevilacqua in angolo. Lancio di Capitan Liparini, Bozzolan ci crede, tocca ma Filippi devia quanto basta. Recupera palla Boldrin sulla destra, affonda e centra. La sfera arriva dalle parti di Zalla che di testa in tuffo riporta in vantaggio la Plateolese. Ancora Plateolese 5 minuti dopo, si inserisce centralmente Veronesi che non sbaglia. Schiavo si smarca sulla sinistra,
Forte e preciso il suo tiro, ma Bevilacqua ci mette una preziosa mano. Ribaltamento di fronte, sul limite del fuorigioco ancora Veronesi per la doppietta personale. Plateolese 4, Comitense 1, è il 26esimo. Il destro di Boldrin è pennellato per Zalla che in ottima elevazione in sacca, da applausi. 5-1 per i giallo-verdi. Il punteggio diventa tennistico quando Luca Peruzzo gonfia la rete trasformando l'assist di Veronesi. (44esimo), difesa ospite troppo larga, Zalla di fino per Luca Peruzzi che va dentro e di destro infila ancora Filippi. Dopo 2 minuti di recupero finisce l'incontro. Risultato finale: Plateolese 7, Comitense 1. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355. Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. Guardiamo la partita di oggi col direttore sportivo della Plateolese e signor Giancarlo Ruffatto. Allora, del primo tempo abbiamo già detto con Isabella, commentaci il secondo. Ma il secondo tempo siamo partiti con qualche difficoltà, i ragazzi facevano fatica a riuscire ad andare negli spazi giusti per poter mettere in difficoltà l'avversario. Diciamo che a un certo punto poi anche con i cambi che ci sono stati la squadra ha cominciato a giocare con più velocità, sfruttando il fatto che a centrocampo siamo stati più dinamici e con i ragazzi che ne abbiamo di giovani che particolarmente riescono a correre in un certo modo, siamo riusciti a concretizzare quello che abbiamo sviluppato. Diciamo, normalmente facciamo fatica anche a riuscire a trasformare il gioco in gol, però il mister sta cercando di lavorare sotto questo aspetto e i ragazzi vedo che sono volonterosi, per cui siamo fiduciosi e cercheremo da qui alla fine di poter raggiungere un obiettivo che avremmo voluto fin dall'inizio, e cioè i play-off. A questo punto noi ci proviamo, noi cerchiamo di fare più punti possibili, poi alla stessa maniera bisogna vedere anche gli avversari se mollano qualcosa per strada. Ecco, tra novembre e dicembre 4 vittorie consecutive, poi più ombre che luci. Sì, diciamo che abbiamo passato un bruttissimo momento, ci sono state delle incomprensioni, qualche infortunio, un momento di calo di forma e la squadra un po' si è adagiata, probabilmente anche a livello mentale, perché stavamo facendo bene in quel momento lì, poi abbiamo avuto questa flessione e adesso speriamo di ripartire, insomma, ecco, questo è quello che vogliamo fortemente tutti quanti. Per cui... Vabbè, la prossima vittoria non fra 3 mesi? No, mi auguro proprio di no, mi auguro che sia già la domenica prossima, perché se vogliamo pensare di fare un certo tipo di campionato dobbiamo assolutamente partire con un trend positivo, speriamo che questo sia stato l'inizio. Daniele Peruzzo, presidente della Plateolese, una giornata da incorniciare. Penso proprio di sì, perché è un risultato tutto tondo, 7-0, era da tempo che lo aspettavamo. 7-1, chiedo scusa, era da tempo che lo aspettavamo. Allora,
Sempre con il Presidente, al di là del risultato e degli aspetti tecnici di oggi, voi in settimana avete avuto un'iniziativa particolare, la vogliamo ricordare? Sì, allora in settimana abbiamo avuto la seconda serata, secondo incontro riguardante il percorso che stiamo facendo per poter essere riconosciuti scuola calcio qualificata. Nella fattispecie mercoledì 29 febbraio ci siamo incontrati, il relatore è il dottor Gianfranco Biasio dell'USL 15 di Cittadella Calcio Campo San Piero Alta Padovana e ha parlato sull'alimentazione, il sistema di alimentazione del giovane sportivo, di colui che esercita appunto attività sportiva in senso generale. A proposito di giovane sportivo, il vostro settore giovanile? Ma io credo che il nostro settore giovanile in questo momento ci stia dando veramente delle grandi soddisfazioni, a partire non è proprio settore giovanile, ma comunque diciamo dalla Juniores, che come matricola comunque si sta comportando molto bene, ai piani alti della classifica, seguono gli allievi con i quali avremmo anche un piccolo sogno nel cassetto ma che non dico, e stiamo costruendo una buona squadra per la stagione sportiva successiva 2012-2013 per quanto riguarda la categoria di giovanissimi, fermo restando che tutto il settore giovanile scolastico, dai primi calci, piccoli amici agli esordienti, stanno crescendo bene, seguiti da, vorrei dire, uno staff tecnico di prim'ordine. Un'ultima cosa, un messaggio ai tifosi. Di seguirci sempre, perché se saranno vicini e calorosi come è stata oggi, al di là del risultato, ci gioverà molto, ci darà quel conforto, quell'aiuto che ci manca in questo momento per diventare una squadra completa. Ai nostri microfoni anche Adelino Villatora, allenatore in seconda della Comitense. Avete tenuto un tempo solo oggi? Sì, in effetti la partita era cominciata un po' in sordina da parte nostra, siamo partiti un po' sottotono, abbiamo subito il primo gol giustamente come avevano giocato bene gli avversari. Poi siamo riusciti un attimino a realizzare la situazione, e poi purtroppo dopo il 2-1 ci siamo un attimo persi durante il secondo tempo e alcuni gol dal nostro punto di vista discutibili per quanto riguarda il fuorigioco ci hanno penalizzato, e da là abbiamo un po' messo i remi in barca e abbiamo deciso di tenere testa e gambe per domenica prossima. Ecco, al di là della partita di oggi che archiviamo, voi siete una matricola e avete sofferto questa promozione in seconda, adesso state soffrendo? Sì, stiamo soffrendo perché c'è stato anche un cambio di allenatore a metà girone di andata, siamo subentrati io e Mauro De Rossi come allenatori, abbiamo cercato di realizzare un attimino anche con qualche innesto nuovo che è arrivato, cerchiamo di lottare e di metterci cuore e gambe per la salvezza. Ecco, voi vi giocate tutto, credete ancora nella salvezza, giusto? Noi dobbiamo salvarci. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna, l'installazione e ritiro, pulizia e supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683.